E iniziamo i nostri lavori, prima con qualche comunicazione, per così dire, di servizio non generale, ma per questo nostro istituto, cioè ricordando, segnalando quelle che, a parte questa iniziativa alla quale abbiamo tenuto molto, alla quale teniamo molto, segnalare altre cose che ci seguiranno presto. In particolare ci sarà l'apertura di una mostra di incisioni in occasione dell'anniversario di Wittenberg. Wittenberg 1517 sono soprattutto incisioni Dürer, Cranach e quel periodo, curata da Giovanni Maria Fara. È una mostra che si aprirà martedì 14 novembre qui in Palazzo Loredan al piano terra e credo che sia abbastanza interessante, anche perché il recupero di incisioni che sono sostanzialmente quasi ignote nonostante siano a Venezia dall'inizio dell'Ottocento. Questa è la cosa più recente, prossima. Ancora dico un po' l'andamento dei lavori di oggi. Cominciamo ora, alle 5 sospendiamo, prenderemo un caffè in Sala del Giardino a Palazzo Franchetti e poi alle 17:30 passiamo appunto a Palazzo Franchetti, dove ci sarà questa proiezione di filmati del tempo della guerra, curata da Giampiero Brunetta, effetto Caporetto, ma avete visto sul programma, e credo che sia decisamente interessante, anche perché c'è una serie di filmati in buona misura inediti, non soltanto da parte italiana, ma anche da parte austriaca. Io ringrazio naturalmente i colleghi che hanno accettato di partecipare a questo nostro incontro e in particolare l'Accademia delle Scienze di Vienna, con cui abbiamo concordato l'intero programma. L'amica Brigitte Mazzol sta arrivando, ha avvisato che sarà prestissimo qua, e con un minimo, comunque c'è e quindi ne siamo grati, contributo anche della Regione del Veneto. A questo punto io, per non farvi perdere altro tempo, darei subito la parola a Nicola Labanca. A Nicola Labanca il suo tema è il passato ed il futuro di Caporetto. La banca viene dall'Università di Siena. Grazie per essere qua. Buonasera, grazie all'istituto che mi ha invitato in questa magnifica sede che conosco per la prima volta, e grazie, anche se temo che sia un ringraziamento pieno di qualche dubbio, per avermi chiamato a fare non la relazione generale, ma la prima relazione del pomeriggio, la prima relazione del convegno, che mette ad uno storico militare che si occupa di alcuni aspetti della storia generale, sia pur in connessione con la storia generale, qualche dubbio, qualche problema di impostazione della relazione stessa. Ho pensato in sostanza che forse intrattenervi sull'origine della 12ª divisione slesiana o sulla quantità delle munizioni presenti sul Kolovrat nelle trincee o sul tempi di marcia dei fanti austriaci e tedeschi, cioè austriaci, dell'impero austro-ungherese, quindi di tante nazionalità. Ecco, fosse una cosa forse di non vostro estremo e impaziente interesse, quindi ho congegnato una relazione appunto sul passato di Caporetto e sul futuro, nel senso che, a mio avviso, nonostante siano trascorsi 100 anni, c'è molto da studiare ancora. Una guida a come
il nostro convegno avrebbe dovuto svolgersi, ce lo dava già 99 anni fa la commissione d'inchiesta di Caporetto. La commissione d'inchiesta che nelle ultime righe della sua relazione in qualche modo suggeriva come dovesse essere ricordato Caporetto nel corso degli anni a venire, quindi anche in questo 100° suo anniversario. Le mie ricerche sono in gran parte basate sulle carte, sulla pubblicazione della relazione inchiesta edita appunto nel 1919 e in particolare sulle carte della commissione d'inchiesta, un archivio che è rimasto insondato per decenni e decenni. Lo vidi con una certa accuratezza una ventina d'anni fa e non so quanti prima ci avessero messo il piede, che ha continuato a rimanere inedito e insondato per una ventina d'anni ancora e che negli ultimi anni ha visto il passaggio di alcuni studiosi, ma che è un fondo straordinario ancora. Ma ritorniamo alla commissione e al suo consiglio su come ricordare Caporetto. Cito: la commissione, cui toccò lo studio della dolorosissima pagina, nel porgerla al governo e alla storia, guardando al di là della caduca opera e degli errori degli uomini, non sa astenersi dal formare un voto che lo sciogliere sarà prova di virile maturità di popolo. Il voto cioè che negli anniversari futuri, e massimamente aggiungerei nel 100° anno, nel voto che negli anniversari futuri del 24 ottobre noi penseremmo Vittorio Veneto, Caporetto. 24 ottobre, inizio del grande trionfo di Vittorio Veneto, non manchi a chi? Agli uomini che la grande rotta del 17 vissero ed a quelli che ne piansero, alle generazioni per cui sarà recente vento ed a nepoti per cui diverrà lontana istoria, a tutti questi diciamo non manchi, no, accanto alla glorificazione del Fausto, Vittorio Veneto, il giusto ricordo del dì nefasto. Tale ricordo, come in quel giorno, Caporetto, ammonisca a far tacere i dissensi, ove ancora sorgesse la minaccia dello straniero contro il sacro suolo della patria, e ammonisca a non sperare dai lusinghevoli allettamenti quietistici, ciò che solamente il fervore di tutto un popolo disposto ad ogni sacrificio può dare. Cioè la commissione d'inchiesta di Caporetto, formata da liberali, nazionali, civili e militari, consapevoli del dì nefasto, lasciava in eredità di ricordare Caporetto legato a Vittorio Veneto, ma non così legato da impedire il giusto ricordo del dì nefasto. Ci suggeriva insomma di non tenere poi in fondo così stretto e cogente questo rapporto. Ammoniva a studiare e a capire quel dì nefasto, come la commissione aveva fatto, evitando ogni ricatto nazionale, per cui se si parlava di Caporetto si doveva anche parlare di Vittorio Veneto. In altre pagine che qui non ricorderò, di recente mi è capitato di dare un po' una definizione di che cos'è Caporetto. E una definizione è importante per evitare che parliamo di cose diverse. Non c'è stato un Caporetto, ma ce ne sono stati quantomeno due, o due intrecciati. La rottura del fronte tra il 24 e il 27, la rottura del fronte italiano con l'avanzamento delle truppe austro-ungariche e tedesche, grosso modo sino al tagliamento, e poi dopo non più Caporetto rottura, ma Caporetto rotta, cioè la discesa degli uomini al Piave a seguito della rottura
del fronte sino appunto grosso modo al 9 novembre. La rottura del fronte dovrebbe ormai avere a 100 anni di distanza una spiegazione militare, che però, se intendiamo Caporetto comprensivo dell'arrivo al Piave, non può non tenere conto, non può non essere integrata da una valutazione storica più complessiva di quello che questi combattenti italiani hanno fatto, non fatto, come hanno fatto, scendendo dal Isonzo sino al Piave. Quindi, appunto, come mi è capitato di scrivere, una spiegazione militare senza nessun ritorno alle tesi dello sciopero militare, che non hanno nessuna giustificazione storica, non l'hanno trovata almeno in questo primo 100 anni di pubblicazioni, integrata però da una spiegazione, come dire, da elementi di spiegazione politica, perché il comportamento di 1 milione di uomini, sia pur di combattenti, non può essere solo visto alla luce della storia militare. Quindi, un po' contrariamente a quello che ci suggeriva la Commissione, io tengo distaccato Caporetto da Vittorio Veneto. Qui si studia Caporetto, certo, poi dopo ci sarà anche Vittorio Veneto, esattamente come prima c'era stato nel 15 l'ingresso in guerra, ma non è che ogni volta che parliamo di Caporetto dobbiamo necessariamente parlare di questo e dell'altro. Sempre le fonti della Commissione d'inchiesta ci danno alcune descrizioni di quanto è successo. Su Caporetto rottura del fronte ormai le cose sono abbastanza chiare. Di recente 2 enormi volumi, uno di Paolo Gaspari, uno di Alessandro Barbero, sia pur con carattere molto diverso, hanno integrato quello che la relazione ufficiale militare pubblicata, diciamo non proprio tempestivamente, nel 1967 aveva detto. Ormai abbiamo dal punto di vista militare italiano chiaro già molte cose, ma di questa seconda parte del Caporetto rotta forse qualche documento in più è necessario. Alla commissione d'inchiesta il generale Pietro Badoglio dichiarava: certo, durante la ritirata ho visto il doloroso spettacolo di una quantità immensa di soldati senza fucile, ma non ho visto la fuga, non ho visto il panico. Ho visto della gente che si ritirava tranquillamente, dicendo, la guerra è finita. E il generale Pietro Badoglio, vice capo di Stato Maggiore a quel tempo, secondo gerarchia sotto Diaz. Ho anche saputo che delle brigate mandate in rincalzo alle unità di prima linea, come ha affermato lo stesso generale Capello, si sono dispersi in parte prima di arrivarvi. Badoglio, che qualche responsabilità sul Caporetto rottura del fronte ce l'aveva, cercava di spostare l'attenzione sulla rotta e persino sulle truppe che erano venute in soccorso per chiudere la falla. Però il suo parere credo vada tenuto in considerazione. Di pareri, sempre nelle carte della commissione d'inchiesta ne troviamo molti, forse sembrano un po' letterarie le citazioni che vi farò, ma danno l'idea, credo, anche perché sono fonti quasi coeve, sono interrogatori che partono nella primavera del 1918 e si concludono grosso modo entro la fine del 18, poi dopo i commissari della commissione d'inchiesta stendono la relazione. Un'altra voce, e che voce direi, il socialista modenese Ferri. Lo spettacolo dei profughi, impietriti dal dolore, disfatti dallo strapazzo fisico, e degli sbandati, profughi e sbandati, civili e militari, non lo dimenticherò mai più. Tanto fu lo strazio dell'anima. Ma poi quei nostri soldati senza armi, ritorna il punto, luridi, color di terra, non mostravano sul viso nessun sentimento, nessuna vibrazione, ormai erano degli assenti, fossero almeno stati dei ribelli per una qualunque idea. Sogna il socialista, sia pur molto moderato. Fossero stati almeno dei ribelli, ma erano degli indifferenti di fronte al nemico che invadeva la patria. C'era da vergognarsi di essere italiani. Dove erano i comandi?
l'accusa del socialista. Dove erano i comandi? Nessun servizio funzionava più, i soldati feriti erano stati abbandonati negli ospedali, erano scappati via alla meglio e sfiniti cadevano e morivano fra i mucchi di ghiaia, e ciò in lunghe strade per decine di chilometri. Non un aiuto. Non funzionava un servizio, non vi era nulla che costituisse una guida, un comando, un consiglio, un conforto, un aiuto. Erano passati una decina di giorni dallo sfondamento, quando lui vede la rotta rispetto alla rottura, ed ancora nessun servizio accennava a funzionare, nessuno sapeva dove dovesse dirigersi. Tutti maledivano l'abbandono del comando, da parte del comando, e l'ordine di fuga e le lunghe trascuratezze e la nessuna previdenza. Non si dirà mai abbastanza contro l'immenso disordine che si notava ovunque e che seminò tante vittime, tanto sconforto, tanto disonore. Ma non è solo il generale o il critico, diciamo un personaggio come Comandini, centrale nella liberale nazionale, centrale nella costruzione della propaganda contro il disfattismo della propaganda a favore della guerra. Anch'egli, interrogato dalla commissione d'inchiesta, raccontava la sua vicenda, la propria vicenda. Era partito per il fronte insieme a Bissolati. Alla stazione, è lui che parla, vennero a salutarci alcuni amici, e ricordo che, rimasto poi solo con Bissolati, avemmo tutti e due, alle notizie, alla prima considerazione, il medesimo pensiero, che non saremmo più tornati. C'è il timore della vita nella caduta dell'Italia liberale, nella caduta dell'Italia liberale interventista, direi più precisamente, c'è il senso anche della fine della vita personale per alcuni. Data la scarsità delle notizie, noi ritenevamo che si trattasse di qualche reparto che non avesse voluto combattere, e ci proponevamo di confonderci con loro per rianimarli e ricondurli al fronte. È l'uomo della propaganda che parla. Non avevamo alcuna idea della gravità del disastro, quale dovemmo poi constatare. E procedemmo a stento fra l'enorme colonna di soldati e di ufficiali di tutti i gradi, di tutte le armi. 1 su 1000 avrà avuto il fucile, che venivano indietro automaticamente, tranquillamente, starei per dire con un'apparenza di disciplina esteriore persino maggiore di quella che forse avevano avuto nell'offensiva di agosto sulla Bensizza, senza un grido, senza un urlo, senza una ribellione. Qui c'è forse il sollievo del liberale interventista. Sostammo di tanto in tanto lungo la strada e ne interrogammo parecchi. Ve n'erano di tutti i paesi, di tutte le regioni. Qualcuno aveva sono accenni non secondari, perché si dette le colpe ai non combattenti, ai siciliani delle salmerie, insomma sono parole non messe a caso di fronte alla commissione d'inchiesta. Ve n'erano di tutti i paesi, di tutte le regioni, e qualcuno aveva rovesciato le mostrine quasi per nascondere i suoi connotati militari, e alle nostre domande tutti davano quasi automaticamente la stessa risposta, virgolette, andiamo a casa perché abbiamo fatto la pace. E al nostro richiamo disperato sulle conseguenze del loro atto, sull'invasione che delle nostre terre avevano compiuto gli austriaci, dicevano: ci torneremo. Tutta questa gente aveva una completa assenza di volontà e di animo, tanto che quando poté essere ristabilito il servizio di polizia con carabinieri ai ponti, al passaggio dei fiumi, bastavano pochi di essi, carabinieri, perché la colonna di sbandati si recasse dove veniva ad essa indicato di avviarsi. Era uno spettacolo straziante. Si assisteva non già ad una ribellione che presuppone il proposito, ma a un vero annientamento delle volontà. Come vedete, il generale, il socialista, il liberale paiono concentrarsi, paiono essere concordi della Caporetto rottura del fronte. Hanno già altri parlato e per ragioni di tempo non mi soffermo, ma sulle caratteristiche della Caporetto rotta. Tutto ciò fu nel tempo poi dimenticato, messo da parte. Le stesse persone che dissero queste cose alla commissione nel segreto della commissione d'inchiesta forse non l'avrebbero ripetuto in pubblico nei mesi successivi e negli anni successivi. E mi è capitato di dire che ci sono state nei 100 anni che ci separano
da Caporetto nei 99 dal Consiglio della Commissione d'inchiesta 5 fasi della memoria. Una memoria immediata, militare, al tempo della fine dell'Italia liberale, polemica, eventualmente sul comunicato del 28 ottobre, ma tutto sommato in cui la definizione di Caporetto come disfatta, sconfitta militare era evidente. Certo, c'è stato anche Malaparte, ma era appunto l'eccezione che confermava la regola. Sotto il fascismo Caporetto non poteva essere nemmeno nominato, i generali scrivevano i libri su Caporetto dicendo la 12ª battaglia e il regime si presentava come il regime di Vittorio Veneto, non certo come il regime di Caporetto. Solo uno storico che poteva permetterselo come Volpe poté fare un piccolo libro, peraltro, su Caporetto. La terza fase della memoria di Caporetto da allora ad oggi è stata quella della Italia repubblicana, della prima parte dell'Italia repubblicana, direi dei primi 20 anni, sino al 65-68, sino al cinquantenario, ed era tutta intonata, tranne l'eccezione critica forse di Piero Pieri, tutta intonata ad una percezione di Caporetto, una rappresentazione di Caporetto come un episodio sfortunato che poi dopo permette la vittoria e tutto si veniva fatto rientrare dentro la quarta guerra d'indipendenza, dentro l'interpretazione della prima guerra mondiale come quarta guerra d'indipendenza. Negli anni tra il 67, i viti di Caporetto, di Mario Snenghi, di Giorgio Roscià e poi Monticone, Forcella, eccetera, Caporetto fu, dopo tutte queste fasi, finalmente ripresa a studiare. E quando si riprende a studiare, dopo tanto silenzio, è evidente che la polemica anche giustamente prende un certo piego. Non era solo storiografia del dissenso, era una storiografia che si distingueva rispetto alle stagioni precedenti. Oggi lo percepivo qualche mese fa, quando scrivevo l'ultima pagina del mio libro, ne ho più convinta consapevolezza in questi mesi dove molto è stato pubblicato, scritto, detto su Caporetto, e sto cercando un po' di seguirlo con attenzione. Davvero mi sembra che oggi si possa dire tutto e che venga detto tutto e il contrario di tutto su Caporetto. Cioè oggi possiamo assistere contemporaneamente agli storici che rivendicano che non solo nella rottura del fronte, ma anche nella rotta, il tratto caratteristico sarebbe stato il combattimento e non, ripeto, la rotta. Si può leggere di questo. Si può leggere invece all'opposto che Caporetto, principalmente rotta, ma anche rottura, fu in fondo uno sciopero militare, collettivo Wuming nelle sue pubblicazioni e per certi versi anche persino di ammicca Rumiz lo conferma. E poi anche nelle ultime pubblicazioni, segnatamente nell'appena uscito enorme volume di Barbero, appunto sempre su Caporetto, la rotta diventa anche un momento carnascialesco di rovesciamento del mondo. Tutto importante, tutto si può dire, il contrario di tutto, basta che non sia politica, che non colga invece il forte significato storico-politico di questa sconfitta militare. Certo, per capirle meglio, ormai la storia nazionale, i confini stretti della storia nazionale non sono più sufficienti. E trovo una scelta strategica molto importante che questo istituto abbia chiamato storici dall'Austria a parlarne. Lo avevamo auspicato e sono molto contento. Certo, ci vogliono anche storici sloveni, croati, serbi, ruteni, come si diceva a quel tempo, per avere il quadro di che cosa fu. E non basta leggere il tedesco o tradurre dal tedesco per avere la percezione degli altri. Gli italiani erano italiani, ma gli altri erano tante cose messe assieme. Però la strada è imboccata. Nei pochi minuti che ancora mi rimangono, se il Presidente me lo consente,
se ne avessi avuti molto di più, avrei voluto sottolineare alcuni aspetti che a mio avviso rimangono ancora da studiare. E prendevo un po' 7 indicatori, sono troppi per i minuti che mi rimangono, ma quantomeno li elenco. 7 indicatori della rilevanza non ridimensionabile di Caporetto nella guerra italiana. Potrei dire anche nella guerra mondiale, ma quantomeno nella guerra italiana, perché il carattere della guerra dell'Italia liberale cambiò enormemente, quasi di 180 gradi, ad una guerra offensiva e non solo per obiettivi mazziniani, Trento e Trieste, ma come scritto nel Patto di Londra, per la Dalmazia, per l'Anatolia, per le colonie tedesche. Insomma, Mazzini forse non ci avrebbe pensato alle colonie tedesche. Ecco, per comprendere che cosa Caporetto significò per la guerra dell'Italia liberale, bisogna capire che da quella guerra offensiva e di conquista si passò ad una guerra difensiva, con un confine che quasi ricordava quello del 1866, e che se fosse stato oltrepassato, se le forze tedesche e austro-ungariche avessero passato il Piave, eventualmente sull'abbrivio, sulla corsa, diciamo, dall'Isonzo in giù, il pericolo per l'Italia liberale, per lo Stato liberale sarebbe stato enorme, perché sotto il Piave c'è la pianura padana, c'è Milano, Venezia ovviamente, ma la comparsa degli austriaci oltre il Piave sarebbe stato, non so se esiziale, ma certo catastrofico per la classe dirigente liberale. Allora, 7 indicatori di ambiti in cui c'è ancora molto da fare, paradossalmente. Intanto l'alta politica. Che cosa significava, cosa significò per l'alta politica, la grand strategy, come dicono gli inglesi, Caporetto? Un enorme rischio. Un cambiamento anche della stessa guerra di coalizione. L'intesa cambiò dopo Caporetto e i legami fra Parigi, Roma e Londra si fecero più stretti dopo, una volta che fu inabissato il sacro egoismo. E ci fu un riorientamento della politica italiana. Il secondo indicatore che spesso si dimentica un po' è quello demografico. Direi demografico e società civile. Caporetto cambiò la guerra anche a questi livelli. Si pensi che la sola battaglia di Caporetto fece metà dei prigionieri italiani di tutta la prima guerra mondiale. Solo una battaglia. Rottura più rotta, 300.000 prigionieri, circa. E 300.000 prigionieri maschi, più una serie di morti e feriti, incidono sulla società civile direttamente, perché lasciano alle donne un peso che, come assai bene Ceschin ha dimostrato qualche giorno fa in un altro convegno romano, si trovano dopo Caporetto un peso maggiore. Ma aggiungo qui, anzi apro solo una parentesi per chiudere rapidamente, è questo il capitolo più debole degli studi italiani sulla prima guerra mondiale oggi, più debole in assoluto e più debole rispetto agli studi internazionali. Guardate la Cambridge History of the First World War, che ha un volume intero sulla società civile durante la guerra, quello che possiamo chiamare il fronte interno, non in senso politico o militare, ma di trasformazioni della società civile, la storia della famiglia, la storia delle donne, la storia dei bambini, la storia anche degli uomini anziani che rimangono in paese. Tutti aspetti che sono assolutamente poco studiati. Ci sono studi sulla mobilitazione femminile, nessuno li dimentica, ma nel complesso siamo enormemente in ritardo rispetto agli altri paesi su questo, sul campo della storia sociale, della storia della società civile, che non è una storia sociale senza la politica questa, no? È una storia sociale in cui lo Stato si afferma sempre di più. Caporetto fece scattare nella guerra italiana anche a questo livello demografico e di società civile. Poi c'è ovviamente il terzo indicatore, quello più naturale, quello militare. Qui sappiamo già qualcosa di più, ma moltissime cose sono ancora da studiare e alcuni sondaggi, poco più che sondaggi, sono stati fatti paradossalmente
Ha ragione Gaspari quando dice ma c'è ancora tanto da studiare. Siamo ancora però lontani dall'avere la certezza della verità, ecco. C'è da lavorare. Il quarto indicatore è quello dell'economia e classi sociali, perché nel momento in cui la guerra cambia, nel momento in cui la guerra cambia carattere da offensiva a difensiva, è tutto il paese che ne risente. Non si crea in Italia, nemmeno dopo Caporetto, la sacra unione che regnava al loro modo, diciamo, a Parigi, a Londra, a Berlino, a Vienna, dove i socialisti avevano votato i crediti di guerra. In Italia le differenze fra le classi sociali e la mobilitazione di queste nello sforzo bellico ha caratteri che in altri paesi non c'è. Fate solo un calcolo banale. Quanti milioni di pallottole, quante centinaia di migliaia di fucili, quante decine di migliaia di cannoni l'Italia liberale ha perso nella rottura e poi nella rotta. Una quantità enorme di materiale che in effetti con uno sforzo non secondario fu poi ricreato dopo Caporetto. Ma appunto lo Stato dovette costringere la società civile a ricreare quel materiale perso. Potremmo dire una barzelletta, diciamo che se l'Italia potesse in astratto sommare quello che aveva sino a Caporetto, più quello che ha costruito dopo Caporetto, anche solo in termini di sistemi d'arma, sarebbe stata forse il paese più militarizzato e con maggiori risorse. La Germania prussiana sarebbe stata forse un paese smilitarizzato per tutto quello che fu ricostruito, e ricostruirlo in pochi mesi significava da parte dello Stato sottoporre la società e le classi sociali a uno sforzo enorme. Uno sforzo che rovinò alcuni ceti sociali. Già la scelta della classe dirigente liberale di finanziare in un certo modo la guerra e non in un altro aveva creato in Italia, a differenza che in altri paesi, un'enorme inflazione che rovinò la classe media. E questa rovina fu moltiplicata dopo Caporetto a cagione di questo enorme sforzo per ricostituire il materiale perso. Quindi, se ci andiamo a interrogare cosa successe dopo la guerra, la fine dell'Italia liberale, forse una parte non secondaria c'è anche in quelle giornate. Gli ultimi 3 indicatori, assai rapidamente: cultura e propaganda è il sesto, e il quinto, diciamo così. Cultura e propaganda, è evidente che Caporetto fu il regno della propaganda. Se non ci fosse stata un'enorme propaganda, il paese probabilmente non avrebbe retto. Molti anni fa Mario Snenghi ci ha spiegato la guerra dei giornali di trincea, e insieme a quello, intorno a quello, c'è un'enorme mobilitazione della società civile, una enorme automobilitazione della società civile su caratteri però radicalizzati, perché dopo Caporetto, oltre al nemico, c'è il nemico interno che preoccupa. Un penultimo indicatore sarebbe quello diverso dalla grand strategy, dall'alta politica, della piccola politica, cioè della politica delle forze politiche, degli uomini politici. E anche qui molto dobbiamo studiare e rileggere. Credo forse il convegno darà un contributo importante anche in questo senso, più forse che rispetto agli altri indicatori che ho adesso ricordato. Fra le tante prese di posizione alla commissione d'inchiesta, mi piace ricordarne qui una particolare, perché di un uomo, un giornalista, certo di un peso politico non secondario, allora e soprattutto dopo, come Forgest Avanzati, già socialista, già sindacalista, già interventista, nazionalista di fatto e qualche anno dopo fascista. Certo, la sua è un dei tanti percorsi che passano attraverso Caporetto e connettono il prima della guerra, la guerra e il dopo la guerra, ma sentiamo un po' cosa ci dice un
Forges Davanzati, che ha allora 37 anni. Senza dubbio, il fatto più grave delle presenti condizioni dell'esercito nei centri territoriali, cioè nel paese, questo è il punto d'attacco del suo interesse, è costituito dalle violazioni continuate della disciplina, da parte di coloro che, provenienti dai bassi fondi dei centri urbani o da zone lavorate dalla propaganda antipatriottica, rischiano di fatto di sottrarsi al dovere militare, costituendo un pericolosissimo fomite di indisciplina nelle caserme e dando la persuasione, purtroppo trovata dai fatti, che chi non voglia fare il soldato riesce al suo triste scopo. Lui dice: c'è un paese riottoso a fare la guerra e questi bassi fondi dei centri urbani e le zone lavorate dalla propaganda neutralista o antimilitarista addirittura cercano di non andare al fronte. Il modo più comune tenuto da detti elementi è la simulazione di malattie, specialmente epilessia, nevrastenia, follia, per le quali essi assumono un contegno indisciplinato e minaccioso. I medici li assolvono, dice Forges Davanzati. Allora qual è la soluzione? Certo, ce ne sono alcune. Uno è, cito, l'invio alla fronte, mandarli subito a combattere. Però questo non basta. E allora l'altra soluzione al tempo di guerra che il giornalista Forges Davanzati propone è la seguente: se si fosse tuttavia applicata la legge di guerra e si fossero eseguiti fucilazioni, senza dubbio non si sarebbe giunti al presente stato. Le fucilazioni però in tempo di guerra devono avere qualche ragione, qualche fondamento, ma lui dice l'importante è la parola, non è l'atto, non è necessario trovare le prove. Se c'è un fumus si può procedere con la misura più forte alla, cito, immediata eliminazione per le armi dei più riottosi. In un primo momento il numero dei militari da sottoporre ad un tale trattamento sarà elevato, però dopo gli altri si rassegneranno e tutto tornerà per bene. Queste sono le soluzioni che un pezzo di classe dirigente liberale propone dopo Caporetto, cioè fucilare alla fronte e al fronte interno. Tante sono le vie, tutte diverse, però insomma questo mi pare un tratto un po' inquietante. L'ultimo indicatore è quello delle eredità. Eredità che Caporetto lascia, politiche, forse soprattutto culturali, alle fasi successive. E sappiamo qual è stato lo scontro maggiore: un'interpretazione militare di Caporetto, soprattutto Caporetto rottura del fronte, e invece l'interpretazione politica. Il 28 ottobre, il comunicato di Cadorna del 28 ottobre è lo sciopero militare. L'interpretazione politica dichiarata da un militare, una contraddizione insanabile che però Caporetto ha lasciato in eredità alla storia italiana. E poi ricorrente, forse sempre più forte man mano che ci si allontana dai fatti, e che tutti gli altri indicatori, aspetti della guerra italiana e della vicenda Caporetto rottura e Caporetto rotta si allontanano. Ecco, oltre a queste due interpretazioni politiche e militari si avanza non uno strano soldato, ma una interpretazione antropologica. Gli italiani fanno così, gli italiani fanno Caporetto, un'interpretazione, starei per dire, culturale. Al tempo del centenario, e chiudo, al tempo del centenario noi abbiamo un passato che è tutte queste cose messe insieme, conoscenze e interpretazioni. Sappiamo già tutto. Io credo che quantomeno nei 7 ambiti di cui ho parlato, e sono solo i primi 7 che mi sono venuti in mente, c'è ancora molto da fare, paradossalmente. Speriamo non ci voglia altri 100 anni per portare le conoscenze italiane al livello delle conoscenze straniere e di inserire il dibattito italiano nel dibattito internazionale, al livello del dibattito internazionale. Certo, da sola
Caporetto non è tutta la guerra, nessuno l'ha mai ritenuto, però Caporetto da sola è tante cose insieme che necessitano di essere spiegate e sfuggendo a quel ricatto intimidatorio che la commissione d'inchiesta in qualche modo provava a lasciare. Ricordate nei centenari, negli anniversari futuri, il dì nefasto Caporetto insieme al giorno Fausto. Di per sé, anche studiare il dì nefasto è ancora necessario, a mio avviso. Grazie. Grazie per questo intervento così sistematico, chiaro, ordinato, con una progressione di elementi di estrema chiarezza rispetto a una complessità molto forte che ci hai presentato in modo convincente. Grazie, proseguiamo con la seconda relazione, quella di Christian Ortner, sulla battaglia di Caporetto, gli aspetti politici e militari austro-ungarici. Thank you very much for the introduction, Mr. Chairman. Thank you very much for this kind invitation to have this paper here. I'm very sorry I don't speak Italian, so I'm forced to have this paper in English. I hope you can follow me as far as you can. I try to speak very slowly, and I'd like to talk about the Battle of Caporetto from the Austro-Hungarian point of view, and I try to bring in some new results of research, especially that there are also some, let's say, political, military impacts and problems which are normally not known regarding the Austro-Hungarian Empire. Anyway, the Battle of Caporetto is of course a very important battle in Austrian, let's say Austro-Hungarian military history, because it was a big success during a phase during World War I when the military situation was rather tense and rather dangerous. Afterwards, a big problem, military problem has been solved, so it's of course a positive connected battle. It has different names in Austrian military history. It's the 12th Battle of Isonzo, or the breakthrough of Bovec and Dolmino, or later on called the miracle of Kobarid, because nobody really was estimating that the success would be that strong. What is quite interesting is that although it was a big success, the battle was definitely discussed in a very intensive way, especially during the period between the wars, because it was judged that maybe it could have been a wasted opportunity to have a strategic victory to maybe kick out the Italians out of the war, or maybe it has also an impact regarding foreign policy, because afterwards, as we all know, the United States declared war on the Austro-Hungarian Empire. So there was a big discussion, and also between the wars it was a discussion, was it an Austrian victory or a German victory, a German-Austrian victory or an Austrian-German victory, so rather interesting. And now new approaches have been made. They call Caporetto some kind of Führungssieg, because this victory is brought into connection with the malnutrition crisis in the empire in January-February 1918, and also regarding November 1918, what you all call Vittorio Veneto. Anyway, I tried to bring in some new results. I don't want to have some kind of operational history, just some kind of overview, and to put your interest on some quite interesting questions, maybe not very well known at the moment. Well, just a short overview about the strategic situation on the southern part of the so-called Italian theater of war of the Austro-Hungarian Empire. We know the results of the 10th Battle of Isonzo. It's the area here, when the Italian army managed to come very close to the area of Hermada, which was the last, or which is the last obstacle to keep the Italians away from Trieste, and Trieste, as we all know, is very important regarding the KUK Navy. The second very important battle in mid-1917 was the 11th Battle of Isonzo, here, which from my point of view
brought a massive breakthrough, especially on the plateau of Beinsitzer, Heiligengeist, which is very, very important, and brought the Austro-Hungarian defenders to the very eastern point of this plateau. And the big question was for the Austro-Hungarian High Command, what will be the next offensive of the Italians, because if they reach at least 2 to 4 kilometers, it will be a decisive defeat for the Austro-Hungarian Empire. Either Trieste is gone, or if it's there, the basin of Ljubljana, Laibach could be reached, and this also could cause a main or a serious problem. Anyway, so the military situation at this time was a very, very, very tense situation, also because during the same period when the 11th Battle of Isonzo took place, the Austro-Hungarian army had a big crisis in the east, the Kerensky offensive, so the focus was also on the Eastern Front, because the empire had not only one front line but another front line which has to be cleared. What is quite interesting, that also beginning in 1917, it was still Franz Konrad of Hötzendorf, the later on fired Chief of General Staff of the KOK army, who said, well, we cannot solve the problem with being permanently defensive. We should look to have some kind of offensive to solve the Italian problem. And there were plans to maybe attack again in Tyrol, but the experiences there were not very good. And then there was also a question maybe to attack at the Isonzo, at the southern part of the Isonzo front, but it was also clear that this is a stronghold of the Italian army, so both areas were not very, let's say, effective for a counteroffensive. And the boss of the Italian section of the KOK High Command, Major Szilhawski, said maybe in between the Zona Carnia and the northern part of the Isonzo front line, this could be a position where an attack could be effective and also be decisive. And he made a plan already in July 1917, and he was calculating, well, how many troops will be needed. And the Austro-Hungarian General Staff is very famous doing plans and making plans with troops you don't have. So therefore the staff officers sometimes were called, let's say, they were moving clouds with unknown or not really existing troops. And Szilhawski made a plan and said, well, it is possible to have an offensive there, but I need more troops, 10 to 11 divisions more, and he thought maybe 8 of them should be German. And so he made this plan, and the plan was actually not really bad. But now a big problem was coming up, and this was Charles I and the last, the Austro-Hungarian emperor, who, what is quite important, took over military high command when he took over his sovereignty, and he said, well, engagement of the Germans could have some, let's say, political impacts. First, he said, well, he wanted to keep his independence regarding warfare, because again, during the Kerensky offensive, German troops were needed to, let's say, solve the Austrian problem. And this brought Austro-Hungary always more and more deeper into, let's say, German embracing. Not an embracing you really appreciate, but he said it is very important to have an independent warfare, especially on the Italian front line. This was very important. Second, he was at this time already having in his mind some thoughts about looking for a ceasefire with some Entente powers, and maybe to look for some peace negotiations. We all know the big scandal, Sixtus letters, we all know them. So he said maybe if Germans are engaging on an Austro-Hungarian front line, maybe this could, let's say, disturb his thoughts regarding for a separate peace negotiation with the French and the United States.
And he was also not very happy that maybe if Germans are engaged now on the Italian front line, this could cause some, let's say, German wishes for Austrian engagement on the Western Front in France. So Charles really did not want to have German troops there. But the problem was how to solve the problem. So Charles thought maybe it could be a good idea to ask the Germans to replace Austrian divisions in the east, to bring the Austrian divisions from the east to the Italian side. Anyway, so this was, let's say, a big wishful thinking of Charles I, and he was not very, let's say, realistic on the thoughts. And now what is quite interesting, we have two different aspects within the Austro-Hungarian, let's say, top political and military leaders. Because for the Austro-Hungarian military top generals, it was clear the Germans will never accept this plan. So for them it was quite clear. And it was interesting that the first big problem was also regarding the German approach. When Charles I sent a telegram to his cousin Wilhelm II asking for a replacement of Austrian divisions in the east by Germans, there were big discussions within the political and military high-level crisis heavies in Germany, because they thought, oh my God, again the Austrians need help, again, just like Brusilov, just like Golice, just like Kerensky. If we don't give them help, maybe the next attack of the Italians could be a decisive one, and maybe the Austro-Hungarian Empire is kicked out of the alliance, and the empire is of course the strongest alliance of Germany at this time. So big crisis. On the other hand, if there will be a huge engagement of the Germans, it could cause a big victory on an Austrian front line, and maybe the Italians are really kicked out of the war. The Austrians have solved all their problems, because after the Kerensky offensive has been solved, it looked like that maybe Russia will go out of the war because of the Bolsheviki revolution and the internal crisis there. So for the German government, especially for Secretary Kühlmann of Foreign Affairs, he said, if we don't help them, they can leave the alliance because they're defeated. If we help them too much, they will leave the alliance if the Italian front line is solved. So this was a dilemma. And the last man who said, well, we have to make a decision was Michaelis, the prime minister, who said, actually the danger of an Austro-Hungarian defeat is a bigger risk than an Austrian victory. And the second thought was a military thought, that Ludendorff and Hindenburg thought, we are preparing at the moment a big offensive in the West, the so-called Michael offensive in March 1918, and maybe we lose the opportunity to have the offensive there if the Austrians are out of the alliance. So we must have an engagement. And it's quite interesting what happened. First, there was the telegram of Charles to Wilhelm asking for replacement, and then the Austrian chief of operations, Generalmajor Waldstetten, was invited to Kreuznach to the German High Command, Deutsche Oberste Heeresleitung, and there, quite interesting, he did not follow what his emperor had told him. He said, well, I know that it's not possible to get replacements in the east, we want German engagement on the Italian front line. So there was a total not following what Charles I wanted to negotiate there. Second, it was negotiated there that maybe if there's an offensive, it must be looked if the area is, let's say, effective for an offensive. So the German High Command sent General Lieutenant Graf of Dellmensingen, the former commander of the German Alpen Corps, so he was used to mountain warfare, to the area
to see if an offensive there could be effective or not. And he watched the area and said, well, it could be effective. He came back and at the beginning of September there were the negotiations between the civilians and the military in Bad Kreuznach, and it was decided, yes, we want to help the Austrians, but if we have a contract with the Germans, we always have to be very clear to read the contract to every line, because the Germans, they do negotiations, and if the contract is signed, it's that. So there's no possibility of renegotiating some things, and this is quite interesting because at the beginning of September there was the famous telegram, Waffentreue gesichert, alliance is secured, sent to the Austrians. Now the big question was, how should this operation be done? There was calculations, how many troops, how many supplies, who should organize the deployment, how many guns are needed, what about the ammunition situations, what about this logistics. And now the Germans made something what is quite typically, they said, well, if we send troops, we want to keep the control of our troops. We don't want to send you divisions under, let's say, Austrian commanders. We want to keep the control of our troops. Just like the financial crisis in the European community, the Germans wanted to keep the control on German money. So the plan was quite clear. They wanted to create a new army, the 14th Army, which should be under command of German generals. The commander of this army was Otto von Below, a very high-skilled general, and his chief of staff was Graf of Delmensingen, already mentioned. He was very good in mountain warfare. Anyway, the Germans decided to send 6 divisions plus some additional troops later on forming another division, so it was 6.5, let's say more about 7 divisions. And the Germans agreed to replace 3 Austrian divisions in the east, so the help was quite effective. Now regarding the Austrian side, and this is typically Austrian because when the decision was done, we will have an offensive there. The big question, who will be in charge on the Austrian side? And as we all know, Austrian generals are always jealous. They have big, strong feelings because the commander of the area Isonzo was Sviatoslav Borevich, very well known, and he said, well, this is the northern part of my area, I want to be in command. And the problem was that the Germans didn't like him. They said he's a good defender, but he is not effective in attacking. We don't want him, or he was always also not very, let's say, a friendly one. So the feelings were not very, very good between the German generals and Borevich. So the Germans insisted to have another man in charge, and they found someone, Archduke Eugen. He was a very famous man. He was an Habsburgian, this is very good, and he was also a Hochdeutschmeister, so he was very highly estimated regarding the German generals. So the decision was made that the 14th Army should be under command of the army front of Archduke Eugen. So this was good for Eugene, but Borevich was very, 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 let's say, pissed off. He was very angry about this, and later on he did really some sabotage on some things because he was really, really, really angry about this decision, what is quite important from my point of view. Well, the structure of the army was quite interesting, very modern. There were 4 groups, let's say it that way. They were quite similar to the corps level. The groups were mixed. You always can see 3 Austro-Hungarian divisions, 1 German one. So there were 2 Austrian commanders, it was Kraus and Scotti, and 2 German ones. More or less, most of the generals were quite able generals. Kraus at this time, an Austrian general, was coming from
the Bukowina, and his troops were replaced by mountainous troops from Tyrol, and this was a little bit of a problem because he was not used to command mountain troops, and this caused some problems later on. What was really a big, really big challenge was logistics, and there the Austrians made some severe problems because the Austrians totally underestimated how much staff German divisions have. They calculated the needs for logistics regarding Austro-Hungarian divisions, but the German had more staff, and therefore more trains were needed, and this caused a big problem that most of the civilian train transport was reduced to 20% because all the other wagons and locomotives were used for the deployment. Next problem, horses. Most of the Austro-Hungarian artillery batteries were at this moment were not movable anymore because only one gun in the battery had the horses because all the other horses were gone. So they were collecting all the horses from all other theaters of war and all other front lines from Tyrol and from Carinthia to make the Austro-Hungarian artillery movable. Next problem, the Germans said we don't have supply units able to move in mountainous areas, and the Austrians, especially it was Waldstätten, who said no problems, we can give you pack animals for your supply units. But the problem was that the Austrians, as I mentioned before, did not realize how much stuff had to be transported. So all the Austrian divisions there had to give all the pack animals to the German divisions, and this caused some problems later on because the German divisions were quite movable, but the Austrian divisions were not movable in that way as well. So this was the next problem. You can see that the whole amount of guns, ammunition sent to the area of offensive was quite enormous, and some comparisons had been done that the whole deployment there was quite familiar to the whole deployment of the Austro-Hungarian army in the east against Russia in 1914. So it was immense. It was really immense. The plan was more or less the Szyłkowski plan, the Austrian plan. So it was said, well, the area of deployment should be here, at the northern part of the Isonzo front line here, and the main attack should be done here to reach Udine, Cividale and Udine, maybe Tagliamento, and these two Isonzo armies of the Austro-Hungarian front line there should attack there as well. And there was some kind of misunderstanding because Borevich, who was in charge here, said, well, all my heavy artillery was sent to the 14th Army, how should I attack? I'm too weak, and this caused some severe losses afterwards. And also the problem that the order was given that the 14th Army should attack at the same time with the two Isonzo army was a big problem because later on there were really heavy problems. Regarding the Italian side, it was quite clear that when the deployment started, of course, the Italian reconnaissance at the beginning realized more and more wagons were coming. Also, the Germans came with some fighter units regarding air reconnaissance. The Italians lost the air supremacy immediately at the end of September, but the Italians realized that something was going on there. And Cadorna and also Capello, who were in charge in this area, thought that the attack will be done in the Beinsitzer area, and Capello, the commander of the 2nd Italian Army, thought, I'm strong enough to defend every attack from Austrians or maybe Germans there. The Austrians and Germans started to have some kind of mystery actions. They started to send Bavarian troops and German troops to Tyrol with their pike helmets
to maybe, let's say, confuse Italian intelligence. This did not work at all. The confusion was more or less on the Austrian side because everybody was confused. Suddenly German troops were in Tyrol, nobody was expecting them, so the confusion was more on the Austrian side and not on the Italian side. Also, what is quite interesting, although the Italian air surveillance was very, very low because of the German fighter planes there, there was treason. 3 officers, as we all know, deserted to the Italian side and gave quite clear information about the area of attack here and more or less when the attack will take place. That it will be at the beginning. The attack will be the 20th, 21st, 22nd of October, and the good thing was that the good thing from our side, let's say it that way, that the officers were informed very late about the real start of the offensive because the 24th, so it was delayed. And they gave 22nd, and when the 22nd passed and nothing happened, the Italian intelligence said, we cannot trust these sources, they were lying. So anyway, so this is quite interesting. So it was not clear that the attack will be there. What is quite important, just a short comment on the doctrine of warfare. Normally, most of the defending troops are engaged and deployed in so-called positions, consisting of lines. So this is the first position consisting of 2 to 3 lines. It's the first line to the enemy here. And then in a distance 2 to 4 kilometers away, a second position with 2 to 3 lines were established. Normally the masses of the defensive artillery is placed here. The reason is that normally the offensive artillery cannot break down, because of the range here, break down both positions. Normally the offensive artillery can only back down or break down the first position, but cannot reach the second positions because of the distance of 4 kilometers here. The problem was that the Italian Second Army had placed masses of the artillery behind the first position to take advantage of the range of the artillery. This is an offensive deployment, so this was a main problem and this should be kept in mind. Second, the Austro-Hungarian and German troops were coming with a new doctrine, a so-called assault doctrine. So the change of warfare coming from the Western Front, not let's say swarm lines attacking in a bright front, but small assault units should attack, and the spearheads of these attacking groups should be so-called stormtroopers, ADD, who were at the top, whose job was it to break the obstacle zone in the no man's land and open the way to the infantry attacking afterwards. And this was a total new doctrine coming to the Italian front line. Second, Austrians and German troops, when they reached the deployment area in September and October, immediately started training this special doctrine, so they were very skilled, and also the Austrians were very skilled. Second, and this is also very, very important, a new doctrine regarding artillery warfare was tested here the first time. You can see it. No, you can't see it because it's red. No, you can't see it. Normally, the artillery fire of the attacker is 2 to 3 days, and enormous amounts of shells are fired. Now a new doctrine was coming from the Eastern Front. It's named after the German artillery general Bruchmüller, who said only a short, massive artillery strike of 4 to 6 hours and then immediate an infantry attack. So this was something total new, and the Germans came with their gas warfare and their gas, their special, let's say, products of gas. The Austro-Hungarian gas, let's say, chemicals were not very effective. They were very poor condition, but the Germans had arsine chloride and phosgene, totally new to the Italian front line,
And what also was very interesting, that about 25% of the artillery shell of the Germans had this typical arsine chloride and phosgene. And the Germans had a new system of firing these shells. They called it Buntschießen, colorful firing, because the shells were marked with different colors on the shells. So first they shot gas, which had an impact that the soldiers were scratching their skin, pulled off their gas mask, and then they sent phosgene, which is a special gas for breathing, and the soldiers were killed by this new warfare. Anyway, just the data. Oh, you cannot see red here. This is a problem. Sabotage. It's not seen here. Again. So on the 24th of October at 2 o'clock in the morning, the artillery long-range fire started, and all the gas ammunition that was there was fired immediately. 8 o'clock in the morning, the infantry attack started, and the first problem occurred because it was very foggy. For the infantry this was good, but for the artillery observation it was very bad. And now we know that most of the Austrian and German artillery preparation fire was not effective. So it was not very effective. But the problem was that the infantry line could move because of the foggy weather very easily, and they managed to get into the first position and overran the first position within the first 2-3 hours. The problem was that because of the artillery was immediately behind the first position, in the afternoon of the 24th of October, the Italians lost almost 80% of their defensive artillery fire because it was simply overrun. And this was a big problem. Second, on the 25th of October, there was chaotic reaction on the Italian side because most of the connections to the backyard reserves was cut off by artillery fire, but so was also the problem regarding the attackers. Also, the attacking forces had no real connection to their headquarters, and this is also interesting because also the attackers acted in a very chaotic way. So it was chaos on both sides, and this is very, very important. The most important way was on the 26th of October, because the Monte Matajur, the Hum and the Klobuchak, very important mountainous areas, were taken by the infantry of the Germans and Austro-Hungarian divisions. And I think this was the main breakthrough, because at this time it was clear that also the second position could not be defended. And now the first orders to retreat came to the Italian front lines. On the 27th of October, Gorica was taken, and on the 28th of October, Pondeba and Udine were taken. So the whole breakthrough was there. And what happened afterwards is also total chaos, because the Austrian and German divisions attacked in the way they wanted to do it. So they left their sectors. There were big problems between the 14th Army and the 2nd Isonzo Army. So there was a big chaos on both sides, and I think this is the main thing. You can see here that from the Zona Carnia, from the 14th Army and from the Isonzo Army, everybody was attacking, heading for the Tagliamento River. There was the next problem, that the Italians had not prepared the Tagliamento River for defense. And at this time, the Austro-Hungarian High Command lost nerves. They said, when we reach the Tagliamento, we are satisfied, don't go on further. And Archduke Eugene said, let's have a try. And it worked. So there was a bridgehead done by a Bosniak regiment, and the Germans said, okay, we will follow the offensive. The Austrian High Command was not happy about this, and later on Archduke Eugene was fired because of this decision he made without asking the High Command. Anyway, the Piave River was reached. This was very good for the Austrians, because the whole
tense situation in the Isonzo was solved because of reaching the Piave, and Cardona made a very clever reaction here. He did not take the scattered rests of the two armies to build up a defense line, but he sent fresh troops there, and it was clear that the Austro-Hungarian and the Germans there could not cross the Piave River because the artillery could not follow, logistics could not follow, unbelievable problem, traffic jam in the logistic backyard, so it was a severe problem there, and everybody was happy to reach the Piave River. And now the big question, how should this battle be rated? Charles sent a telegram. He said, thank you to all. First, he wanted to avoid to mention that the Germans were engaged there as well, to keep it, let's say, hidden, although it was very clear that the Germans were there. Later on they said, well, this is not very polite. You should give also the Germans a big thank that they have contributed. And now it's the big problem, was Caporetto some kind of Pyrrhus victory, yes or no? Well, the results are quite good because the numbers of war booty was enormous. 300,000 prisoners of war, about 300,000 others somewhere in whole Italy running away and scattered. 1,500 to 2,000 guns were taken, 2,000 machine guns, enormous war booty. Big problem, most of the guns could not be used because there was no ammunition, and the Austrians said, well, what should we do with guns of French origin? We cannot use it because we don't have the ammunition. 240 kilometers of front line was shortened, but it was not only shortened for the Austrians, it was also shortened for the Italians. So it was good for both sides. The number of prisoners of war, 300,000, were also a problem for, let's say, supply, because you have to feed them. The quota between the Germans and the Austrians was 50%, so 150,000 were taken by the Germans, 150,000 by the Austrians. Next problem was there any impact regarding the deployment? Because all the wagons and the locomotives were used normally for civil supply. Is there any connection to the malnutrition crisis in January and February 1918? Some modern historians now say yes. Now we know no, because the malnutrition crisis was more or less caused by the hard winter, because the railroads could not be used because of the high snow. The supplies taken, especially food, taken by the Austro-Hungarian army there, made it possible that the army there made a living until April. So the war booty was very important, especially the feeding. So there is no connection with the January malnutrition crisis there. Next problem, the declaration of war of the United States to Austro-Hungary. Was it at this time decisive? At this time, no, because at this time the US forces had about 200,000 men. So everybody said they're too weak to come to Europe. And when they come to Europe, the Germans would have won on the Western Front during their offensive. So they will come too late. But nobody realized that the US, with their entry into war, opened the financial market. So the Italians had access to US money. This was decisive. Peace initiatives. Well, actually, the peace initiatives of Charles were not burdened by this victory, because they went on also after Caporetto. The big problem, was it a wasted opportunity? Because especially General Kraus after the First War said, well, if we had attacked more energetic, maybe from the Grappa, from Tyrol, maybe we could have brought Italy out of the war. We know today, no. There was a political crisis because Boselli left, and Orlando came, but it was clear that Orlando will fight also
on the Po River. So it was quite clear the Italians would never have went out of the alliance. And what was a really tragic story, after the Piave was reached, the Germans immediately withdrew their troops to the Western Front, but the Entente sent troops to the Piave. So the doctrine advantage we had before changed into a doctrine disadvantage, because now there were modern French and British troops on the Piave River, which had a deep impact, especially during the Piave offensive in June 1918. So more or less, what is Caporetto for the Austro-Hungarian army? It was a tactical or operational victory, but it was not a strategic victory, and as far as we know today, it had also no strategic impact to the end of the war. Maybe we can discuss this later on. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for your paper with a really different of point of view from our usual. And it's interesting also your reference to Cadorna. It is molto sulle pagine dei nostri giornali in questo periodo. It's better than you know. Sì. Thank you for this also. Con questo passiamo alla terza relazione di questa nostra tornata. Terza relazione prima di spostarci per un caffè e poi per vedere quello che il professor Brunetta ci ha preparato riguardo alle proiezioni di pellicole non solo italiane ma anche austriache del tempo di guerra. Daniele Ceschin, La sconfitta come carattere nazionale, Custoza, Lissa, Adua, Caporetto. Grazie. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio anch'io l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti per l'invito, saluto Gerardo Ortalli che vedo dopo tanto tempo, con piacere, dopo tanti anni. Avevamo più capelli. Avevamo più capelli tutti e due, forse io ne avevo di più all'epoca, adesso ne ho di meno. Io farò un discorso molto diverso da chi mi ha preceduto, sia dalla banca sia da Ortner, perché partirò da molto più lontano, da tanto lontano. Nel senso che la relazione che mi è stata affidata, il contributo che mi è stato chiesto, riguarda la sconfitta come carattere nazionale, e cercherò di attraversare l'ultima parte dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, e quindi le battaglie del 1866, in particolare Custozza, Lissa, Adua, quindi la sconfitta coloniale per antonomasia, per arrivare quindi a Caporetto, cercando di individuare alcuni passaggi comuni a queste sconfitte, pur molto diverse tra di loro. Caporetto intanto è una sconfitta militare, lo hanno ricordato i due relatori che mi hanno preceduto, però è una sconfitta che racchiude simbolicamente tutte quelle precedenti dell'Italia unitaria, Custozza, Lissa, Adua, solo per citare quelle più rilevanti. Le due battaglie del 1866 sono sconfitte cocenti, in una guerra peraltro vinta da altri, appena mitigate dall'annessione del Veneto avvenuta nelle settimane successive. Disfatte, queste del 1866, che tra l'altro gettano una luce sinistra sull'italiano che combatte, sulla sua capacità di fare la guerra. La sconfitta del 1896, Adua, è senza appello e segna non solo una cesura nella politica coloniale italiana, ma una svolta anche a livello di classe dirigente e alla fine dell'età crispina. Caporetto, alla fine, quindi, non è solamente una battaglia perduta, ma è una sorta di metafora di quel carattere degli italiani, o almeno di un lato, della loro identità ritenuta debole. Il termine Caporetto, come è noto già da solo, evoca ancora oggi un disastro irreparabile, restituisce il senso di una tragedia collettiva che riguarda non solo l'aspetto privato, ma anche quello pubblico, direi perfino antropologico. Comune a queste disfatte, a tutte quelle che ho elencato, è l'accusa, ad esempio, nei confronti dei soldati che non si sono battuti,
e in molti casi la damnatio memoriae nei confronti dei comandanti militari. Ma esiste una via italiana alla sconfitta? E quanto dura la memoria di una sconfitta nazionale per uno Stato nazionale? Ecco, se si escludono alcune imprese coloniali e appunto la Grande Guerra, intesa come una guerra vinta, la guerra di Vittorio Veneto, l'Italia unita ha sempre perduto le sue guerre. Pur evocando dei naufragi collettivi, le sconfitte nazionali si fissano attorno a singole responsabilità. La sconfitta, per dirla con Marc Bloch, rappresenta l'impossibilità del resto di disporre del proprio destino o anche solo di modificarlo. La nostra patria è vile, scrive Luigi Barzini. Non vili mai gli italiani, individualmente o in piccoli gruppi, ma mai più vili degli altri. In tutte queste guerre, nobili e ignobili, i nostri soldati ci hanno sempre lasciato la pelle, qualche volta eroicamente, qualche volta con rassegnata rabbia, e sono scappati solo di rado, quando sarebbero scappati anche gli uomini di altre nazioni, celebri per le loro virtù militari. Non vili dunque, ma quasi sempre le vittime di quelle particolari circostanze che essi stessi, come nazione, avrebbero dovuto determinare: i capi, gli armamenti, gli alleati, la causa per la quale battersi. Ecco, già nel Medioevo circolano i luoghi comuni che descrivono gli italiani come un popolo antropologicamente imbelle, privo di qualsiasi attitudine militare. Sono stereotipi che i cronisti alimentano, ad esempio, dopo la conquista franca e la sconfitta dei Longobardi, che sono descritti come vili e codardi, tanto quelli di Pavia e quelli del Ducato di Benevento. Stereotipi che poi sarebbero sopravvissuti a lungo. La stessa battaglia di Legnano del 1176, vinta da una coalizione di comuni lombardi contro le truppe imperiali di Federico Barbarossa, costituisce in realtà una delle pagine più nette, scrive Ruggero Romano nella sua introduzione a Paese Italia, un volume uscito negli anni 90, nel 1994, costituisce in realtà una delle pagine più nette di guerra civile italiana. Avevo detto che sarei partito da molto lontano, ma mi avvicino all'Ottocento. Dal Cinquecento, la battaglia di Fornovo, 1495, costituisce la metafora degli italiani che si battono per la prima volta per un'idea nazionale, come se l'Italia fosse esistita davvero. Pur non essendo corretto attribuire allo scontro il significato di difesa di una nazione, è ovvio, la Lega, che vede uniti soprattutto milanesi e veneziani, che il 6 luglio del 1495 tentano di sbarrare la strada a Carlo VIII, che sta risalendo la penisola dopo la trionfale campagna militare nei mesi precedenti, rappresenta un primo serio tentativo di comporre le divisioni degli stati regionali in nome di un interesse comune. L'esercito della Lega, pur contando su una schiacciante superiorità numerica, viene travolto dalle truppe al soldo del re di Francia, lasciando sul campo enormi perdite. Le cause della sconfitta vanno ricercate nella composizione troppo eterogenea del contingente guidato da Francesco Gonzaga, nelle condizioni sfavorevoli del terreno, nella pioggia che aveva ingrossato il Taro, nella defezione addirittura degli stradioti, i soldati di cavalleria leggera reclutati da Venezia nello stato d'Amar, e che, stando a Guicciardini, sarebbe stato il fattore decisivo. Rispetto alla mancata vittoria dell'esercito più numeroso e alle ragioni dell'alto numero dei caduti, la versione dei testimoni oculari, dei cronisti e degli storici non sarà però univoca, anche perché sotto il profilo strettamente militare l'esito della battaglia è incerto. L'esercito della Lega non riesce a fermare i francesi, che però non riportano una vittoria schiacciante e sono costretti a chiedere strada per riparare ad Asti. Gli italiani, pur battuti, escono con onore, ma la sconfitta di Fornovo inaugura le cosiddette guerre d'Italia. Siamo alla fine del 400, un trentennio in cui la penisola è trasformata in un enorme campo di battaglia calcato dai mercenari di mezza Europa e che, come è noto, culmina con il sacco di Roma del 1527. Un trauma che lascia dei segni indelebili sul carattere nazionale. Ogni straniero vinse o perse a turno, gli italiani
persero sempre Luigi Barzini che scrive. Ma Luigi Barzini ovviamente non è uno storico. La discesa di Carlo VIII mette in crisi la tradizione militare dell'Italia rinascimentale, e questo è la vera novità, ne intacca un primato che fino allora era indiscutibile, viziando probabilmente in questo caso anche la lettura di Machiavelli, che tanto avrebbe pesato, ad esempio, sul giudizio rispetto al valore degli italiani in guerra. In sostanza, la sconfitta è spiegabile con una condotta politico-militare del tutto inadeguata e caratterizzata dai contrasti dei capi militari, dei comandanti militari. Uno dei temi che tornerà ancora nella mia relazione. Adesso arriviamo finalmente al 1866. Ho voluto fare questo ampio preambolo perché l'idea della sconfitta come carattere nazionale parte, a mio giudizio, da molto lontano. In quell'anno, 1866, scrive Carducci, l'Italia ebbe inoculato il disonore, cioè la differenza e il disprezzo fremente di se stessa, il discredito e il disprezzo sogghignante delle altre nazioni. Per il popolo che a nome dall'Italia non è vita l'essere materialmente raccolto e surrifarsi economicamente e non avere né un'idea né un valore politico, né rappresentare nulla, non contare nulla, essere in Europa quello che è il matto del gioco dei tarocchi, peggio, essere un mendicante, non più fantastico né pittoresco, che di quando in quando sporge una nota diplomatica ai passanti sul mercato politico. E quelli ridono. Essere, scrive ancora Carducci, un cameriere che chiede la mancia. E potrei continuare. Ecco, la campagna militare del 1866, quella dell'estate del 1866, viene ovviamente preparata dal punto di vista diplomatico, dall'intesa italo-prussiana dell'aprile. Da una parte la situazione è complessa e l'utilizzo di reparti che erano stati impegnati nei mesi precedenti nella lotta al brigantaggio per la tenuta dell'ordine pubblico è ovviamente ritenuta troppo pericolosa. Dall'altra, una vittoria in un quadro di alleanze avrebbe ovviamente aumentato il prestigio internazionale del giovane Stato unitario. È noto che il contrasto tra la Marmora e i Cialdini impedisce la creazione di un comando unico e le cose ovviamente vengono subito alla luce il 24 giugno del 1866, quando i reparti comandati da Durando e da Morozzo della Rocca vengono sconfitti a Custozza. Ma a noi oggi non interessano i fatti militari, interessa la rappresentazione di quei fatti. All'indomani di Custozza, Giuseppe Mazzini non coglie solo le ragioni militari della sconfitta, della disfatta. Trova sbagliata ovviamente l'idea di insistere contro il quadrilatero in un terreno propizio per gli austriaci, una decisione presa a Parigi, ma sottolinea soprattutto il guasto morale di chi è a capo dell'esercito. Scrive Mazzini: sono scorato, non per il fatto di Custozza, che una guerra nazionale condotta da uomini diversi sotto altri auspici sarebbe un mero incidente, ma perché questo rovescio era previsto da noi, perché la conseguenza inevitabile è la conseguenza inevitabile di un guasto radicale, permanente nelle cose nostre, perché gli stessi uomini e le stesse influenze, continuando a prevalere sulla guerra, rovesci futuri seguiranno quello di ieri, e perché gli italiani si dimostrano visibilmente incapaci a porre qualsiasi rimedio. Hanno, come dissi, l'istinto, non l'intelletto delle grandi cose. Un punto di vista completamente diverso da quello di Mazzini è quello dei cattolici. La civiltà cattolica guarda ovviamente con un animo niente affatto distaccato al doppio rovescio, Custozza e Lissa, e ne rinviene le cause, oltre che nell'ira divina, nell'eccessiva fiducia che ubriaca il soldato e che rende sprovveduti i duci. Troppo nell'esercito formato di fresco, composto di elementi eterogenei, disusati da gran tempo alla guerra. E poi ovviamente le accuse della civiltà cattolica sono anche nella qualità della causa della guerra. La qualità ovviamente è quella il fine. L'unità d'Italia non è un'idea nazionale, è un'idea settaria secondo
i cattolici. Nelle 7 fu concepita e dalle 7 effettuata mediante l'oro e la frode. All'Italia è stata imposta con la violenza e con la violenza è mantenuta. Ecco, alle giornate di Custozza e di Lissa, che rappresentano un atto del dramma morale della nazione, gli italiani ritorneranno per decenni con inesausta curiosità. La consegna del silenzio sui fatti del 66 non viene rispettata né all'epoca né dopo. Le pubblicazioni di relazioni, memorie, rettifiche sugli episodi militari si susseguono per anni. Dopo 40 anni, nel 1910, Ernesto Teodoro Moneta scrive, ragionando sulla duplice sconfitta di Custozza e di Lissa: a quest'arte, la guerra, tessuta di inganni, di frodi, di ferocia, di odio, la natura italiana ripugna. Se da secoli in tutti i paesi civili le menti più elevate furono e sono contrarie alla guerra, è anche vero che questa contrarietà in molti popoli è rimasta un'eccezione. Nell'italiano invece costituisce la caratteristica principale, la psiche nazionale. E in questo ovviamente il contributo decisivo, secondo Moneta, il contributo decisivo era stato quello del cattolicesimo. Per Moneta gli italiani erano un popolo pacifico, estraneo da secoli alla politica, nelle quali le virtù guerriere non sorgono per generazione spontanea. Dato un ambiente così rifrattario alla guerra, come doveva essere l'Italia dopo secoli di disuso dall'uso delle armi, si comprende la manchevole preparazione militare, la nessuna rispondenza fra l'Italia ufficiale e l'Italia reale, fra l'esercito e il paese. Si comprende perché pochi generali conoscessero il loro mestiere, si comprende come la Marmora fosse facilmente tratto in inganno dalle voci che l'Austria non avrebbe opposto una seria resistenza. Quelle del 66 sono disfatte senza appello, anche queste, che non vengono per nulla mitigate sotto l'aspetto militare, almeno dall'annessione del Veneto che avviene nell'ottobre di quell'anno. Per un esercito non vi è niente di più tremendo di una sconfitta senza rivincita. Anzi, l'esito positivo delle trattative diplomatiche, in virtù della vittoria della Prussia, aumenta il senso di frustrazione dei quadri militari, cui viene sottratta la possibilità di una rivalsa immediata e contro lo stesso nemico. La presa di Roma è poca cosa come fatto d'arme e le campagne africane peraltro sono costellate di altri rovesci che adesso vedremo e non riescono in alcun modo a riscattare l'onore lasciato sul campo di Custozza e nelle acque di Lissa. La battaglia di Custozza, come noto, peserà per decenni sull'esercito come una cappa di piombo. Lo scrive Alberto Pollio nel 1903. Alberto Pollio sarebbe stato poi anche capo di Stato Maggiore, proprio alla vigilia dello scoppio della guerra europea, poi sostituito da un certo Luigi Cadorna. Una cappa di piombo, un lutto, quello del 1866, che dura per 50 anni, fino alla Grande Guerra, ma l'ombra lunga del 66 arriverà anche fino al secondo dopoguerra, quando uno degli ultimi capolavori del neorealismo, Senso, viene rimaneggiato per prevenire gli interventi censori rispetto a una interpretazione gramsciana del Risorgimento e subisce un autentico boicottaggio perché è considerato lesivo dell'onore delle forze armate. Siamo nei primi anni 50, siamo nel clima della vicenda giudiziaria che negli stessi mesi, negli stessi anni, vede protagonista l'Armata Sagapò, la sceneggiatura di un film sulla guerra di Grecia che è costata il carcere militare a Renzo Renzi e a Guido Aristarco, e alla fine Luchino Visconti sarà costretto a mutare il titolo del film rispetto a quelli provvisori, Custozza appunto e I Vinti, titoli che erano stati considerati troppo disfattisti. La commemorazione di una sconfitta militare che deve fare i conti con un forte impatto emotivo. Nella prima relazione Nicola Rabanca parlava dell'impatto sulla società. Ebbene, nell'Ottocento questo impatto c'è, anche per fatti che potrebbero essere considerati minori. Non sono ovviamente fatti paragonabili a Caporetto, ma anche le sconfitte di Custozza e di Lissa, anche le sconfitte coloniali un impatto sulla società italiana la creano.
La commemorazione di una sconfitta militare è caratterizzata da reticenze, resistenze, censure, imbarazzi, frasi fatte, non detti. Eppure nessuna disfatta trova tanto spazio pubblico quanto quella di Dogali del gennaio del 1887, che rappresenta la prima seria battuta d'arresto dell'Italia coloniale, oltre che il primo cimento, e ovviamente negativo, un rovescio militare, il primo cimento e rovescio militare dell'Italia post-risorgimentale. Anche le reazioni parlamentari insistono quasi tutte sull'onore della nazione che è stato perduto, e se Andrea Costa nel discorso in cui pronuncia la celebre frase "né un uomo né un soldo" sostiene che non si può invocare l'onore della bandiera, quando incominciando da Lissa e Custozza questo onore è stato trascinato nel fango, Felice Cavallotti si preoccupa del credito nazionale e militare più che mai diminuito. L'Italia, dice Cavallotti, giace ancora sotto i ricordi del 1866. Sono passati 20 anni. Crispi giudica ovviamente l'episodio di Dogali un incidente di percorso, un caso doloroso, un piccolo avvenimento, non un disastro, e condanna l'abitudine a esagerare i nostri mali e i nostri difetti. Dice Crispi: una grande nazione non può pretendere che nella sua lunga storia vi siano soltanto vittorie. Oserete voi giudicare la Francia unicamente dalle sciagure del 1870-71 e non ricordarvi dell'epopea napoleonica, la quale gettò una luce sì gloriosa su tutta la terra europea? Ecco, tra coloro che si ritrovano su questa lunghezza d'onda vi è un giornalista, che ha molti contatti anche con Venezia, lo scrittore e giornalista zaratino Arturo Colautti, che interpreta Dogali come una tragedia necessaria, come una forte scossa nell'apatia dominante, la prova di cui la giovane nazione aveva bisogno per saggiare le sue virtù militari, la ripresa dell'epopea italiana interrotta dopo Porta Pia. Ora, continua Colautti, l'Italia torna la donna guerriera cinta di armi e di corone. I suoi soldati combattono valorosamente in una terra barbara. Hanno lanciato un monito allo straniero che se ridiscendesse le Alpi per tornare nemico, urterebbe in quelle mura di carne. Ci interessano ovviamente anche le commemorazioni ai caduti di Dogali. Ecco, queste commemorazioni si trasformano in un racconto pubblico di una gloriosa disfatta, e questo nonostante il polemico rifiuto da parte di Carducci, già nel maggio del 1887, di celebrare le vittime a Roma in occasione dell'inaugurazione dell'obelisco a loro dedicato. E nella costruzione di una memoria pubblica della battaglia non si contano i discorsi, gli epitaffi, le lapidi. Le epigrafi in mortem seguono un canone in cui l'eroismo dei caduti viene declinato in chiave di martirio, quindi di sacrificio spontaneo, consapevole, di generoso olocausto. I soldati sono eroi, prodi, valorosi, impavidi, forti, fratelli, baldi, giovani, martiri, crociati della civiltà. Nelle lapidi si richiama sempre il valore, l'onore, la virtù, l'eroismo, e continui sono i paragoni con episodi dell'antica Grecia e della Roma repubblicana. Insomma, l'episodio di Dogali diventa in qualche modo un episodio paragonabile a quello delle Termopili, un'immagine che spesso ricorrente nelle celebrazioni dei giorni successivi. L'esito naturale di questa costruzione di un canone eroico dei caduti di Dogali non possono che essere le pagine di Alfredo Oriani, segno che i discorsi pubblici vanno a comporre una parte non indifferente del discorso nazionale. Fino a Dogali, un testo del 1889 che gode anche di una buona fortuna successiva, costituisce un manifesto proto-nazionalista delle mire espansionistiche, dei destini africani della Terza Roma. Il sacrificio della colonna De Christoforis viene dipinto come inevitabile e la morte dei soldati come il pegno per ancorare l'Italia sulla sponda eritrea. Salto tutte le citazioni per arrivare ovviamente al 1896. L'Italia, che si era gettata con entusiasmo nello Scramble for Africa, esce pesantemente ridimensionata dalla sconfitta di Adua.
La classe dirigente viene fiaccata e si dimostra incapace di gestire, soprattutto di gestire le conseguenze militari e diplomatiche della sconfitta. Ad aumentare il senso di umiliazione contribuisce la vicenda, a lungo rimossa, perché giudicata politicamente imbarazzante, degli italiani prigionieri del Negus. Impietoso è ancora il giudizio di Oriani. La viltà deve essere breve, perché essa pure è un'agonia. Auguriamoci di seppellire presto questi agonizzanti che non furono mai vivi, questi ministri che non sanno di avere una patria al di sopra e un paese al di sotto di se stessi, che non possono essere né padroni né servi, che producono le sventure e sono troppo deboli per ispirare l'odio. Ma le reazioni alla sconfitta di Adua potranno tener conto solo in minima parte delle suggestioni di Oriani. In questo caso il valore e l'onore dei soldati italiani saranno tenuti distinti, tanto alla Camera quanto nel Paese, da quelle che sono invece le responsabilità pesanti della classe dirigente. Per dirla con Edoardo Scarfoglio, questa classe dirigente è composta di molluschi viscidi e freddi che si accontentano della vanità del potere. E sulla scia di Angelo Mosso, il direttore del Mattino Scarfoglio è convinto che non esistano popoli imbelli, se non quelli retti da governanti vili. E del resto, continua ancora Scarfoglio, il popolo italiano non ha purtroppo avuto quella scuola di ferro senza la quale anche le razze più generose si spappolano e periscono. Conquistò l'unità attraverso una serie di sconfitte, di vittorie dovute all'aiuto straniero, e dopo aver ottenuto la Venezia in premio di una disfatta ed essersi assiso sul Campidoglio quasi senza combattere, non poteva che avere una molle idea della guerra. Che cosa era per esso la guerra? Una serie di grandi razzie garibaldine, di battaglie francesi, nelle quali il re d'Italia conquistava i galloni di caporale e di proficue disfatte. 30 anni di grandi manovre e di dispute bizantine sul parassitismo dell'esercito non hanno certo conferito a far più virile la nostra gente. L'occasione era dunque venuta, una guerra in paesi lontani, senza complicazioni, senza conseguenze politiche, con la sicurezza della vittoria finale, anche a prezzo di parziali rovesci, ci era stata data dal destino, apposta per darci il modo di reagire contro il nostro rapido smascolinamento. Ed ecco un branco di fabbricanti di eunuchi converte questa occasione in un mezzo di totale rovina. E alla prima sconfitta, quando nel mondo si dice che i nostri soldati hanno dato le spalle al nemico senza combattere, implora la pace obbrobriosa per far salire la quale al Parlamento va a cercare voti in fondo agli ergastoli. Ecco, Scarfoglio ovviamente non comprende come si possa ammainare la bandiera di fronte a un nemico vittorioso e a trasformare l'Italia nel paese giudicato più vile, più dispregiato d'Europa. Se l'Italia non deve far la guerra, se deve chinare la schiena davanti al primo barbaro che l'ha battuta, tanto vale neutralizzarla, abolire l'esercito, la marina, affidarci all'amministrazione del Papa e almeno ci darà la pace per tutto il mondo, un'influenza coloniale 10 volte più vasta di quella inglese che troverà nel Vangelo i rimedi ai morbi che travagliano il corpo sociale. Ecco, sulla stampa italiana passa l'idea ovviamente della superiorità nemica del nemico che compensa la nostra inferiorità militare, mentre gli italiani sarebbero invece vittime di tradimenti e di imboscate. Se da un lato la sconfitta di Adua riporta l'Italia indietro di 30 anni, riesumando il mito dell'italiano imbelle, dall'altro rappresenta una frustata all'onore nazionale e non solo a quello dell'esercito, peraltro istituzione cardine della nation building su cui tanto avevano investito in termini culturali e ideologici le classi dirigenti. Adua dunque, al di là della polemica tra africanisti e anti-africanisti, costituisce una battuta d'arresto delle attese ideologiche del giovane Stato unitario, che sull'espansione coloniale e sulle relative guerre aveva investito tutta la sua credibilità nazionale, tanto all'interno che sulla scena, appunto, internazionale. E arriviamo a Caporetto. E prima di arrivare a Caporetto non posso non citare un articolo di Benito Mussolini del febbraio del 1915. Siamo nella fase del dibattito fra interventisti e neutralisti e Mussolini nel febbraio del 15 scrive: «La guerra deve rivelare l'Italia agli italiani,
deve anzitutto sfatare l'ignobile leggenda che gli italiani non si battono, deve cancellare la vergogna di Lissa e Custozza, deve dimostrare al mondo che l'Italia è capace di fare una guerra, virgola, una grande guerra. Bisogna ripeterlo ancora una volta, una grande guerra. Ecco, ovviamente la sconfitta di Caporetto costringe il Paese a una profonda riflessione sul carattere degli italiani, a ricercare le cause profonde del disastro, che una parte di essa attribuiva a questi retaggi secolari che ho ricordato e che la giovane nazione non era ancora riuscita a superare. Queste impressioni, è bene ricordarlo, non si registrano, come sarebbe stato comprensibile, solamente nei giorni immediatamente successivi alla rotta. Qui mi trovo d'accordo con Nicola Labanca quando distingue la rottura del fronte dalla rotta, che forse è la parte più importante. Quindi un discorso che non viene fatto solamente nei giorni immediatamente successivi alla rottura/rotta del fronte, ma accompagnano i discorsi pubblici e privati per tutto l'ultimo anno di guerra e ovviamente anche oltre. Paradossalmente nemmeno la vittoria finale, Vittorio Veneto, avrebbe modificato questo stato di cose. Alfredo Rocco, nel novembre, siamo al 14 novembre del 1917, quindi la linea del fronte si è già attestata, il fronte si è già attestato sul Piave, scrive: malgrado tutto noi sentiamo che l'Italia del 1917 è migliore dell'Italia di Adua, di Custozza e di Novara. C'è anche Novara, quella del 1849, come altra sconfitta. Purtroppo, continua Rocco, 17 secoli di imbellicosità, 60 anni di elettoralismo e parlamentarismo non si cancellano, non si sono cancellati in 2 anni di guerra. Molto peso del nostro passato remoto e passato prossimo portiamo noi ancora sulle spalle. A questo punto vi sono le reazioni della classe dirigente italiana, quella stessa classe dirigente che aveva voluto la guerra tra il 14 e il 15, che aveva cambiato le alleanze. E c'era chi, come Ferdinando Martini, ad esempio, arrivava a comprendere il gesto di Franchetti che si era suicidato, del senatore Franchetti che si era suicidato nei giorni successivi a Caporetto, per non vedere la fine dell'Italia nostra. E ancora Mussolini: se l'Italia dell'Alto Isonzo non ci insegna nulla in questi giorni, noi perdiamo per sempre il diritto al nostro domani e di grandezza e di libertà. L'analisi su Caporetto viene ovviamente fatta da Roma, non viene fatta dall'interno. A me interessa il punto di vista sia interno sia il punto di vista fatto dalle classi dirigenti. Ma in quei giorni la ritirata, per chi la viveva dall'interno, che era ovviamente testimone di scene di autentica follia, di pazzia collettiva, Volpe scrive ad esempio: in questi giorni molti cessano di essere soldati e diventano folla. E ci sono ovviamente dei punti di vista sicuramente particolari. Cadorna, lo ha ricordato prima Labanca, Cadorna attribuisce, la sconfitta ai soldati, già infraciditi dalla propaganda pacifista e disfattista di socialisti e di cattolici. Gli ufficiali inferiori, improvvisati anch'essi, non hanno la saldezza né la forza per tenere in mano i gregari, nei quali è un tarlo che non si estirpa con bando o fucilazioni. Se avremo altre sconfitte, ahimè prevedibili, il paese sarà invaso, prima che dal nemico, da elementi sbandati, numerosi in parte armati, che creeranno torbidi. Altro punto di vista interno: Piero Calamandrei. Piero Calamandrei, in quei giorni, scrive ai suoi genitori, dice: certo, in questi momenti bisogna tutti aver fede assoluta nella vittoria, attendere con piena concordia, ma verrà un giorno in cui bisognerà pure cercare di stabilire con chiarezza, per la storia e per il nostro onore di italiani, quali sono state le cause di questo impensato e fulmineo capovolgimento della situazione militare. E allora si vedrà forse che i veri responsabili di questo doloroso episodio di guerra sono coloro che, mentre l'esercito faceva la guerra oltre il confine contro i tedeschi, nell'interno del paese
facevano indisturbati la guerra contro l'Italia. Insomma, un modo diverso per parlare dei cosiddetti nemici interni. Errori dei comandi, errori e colpe riversate sui soldati, errori che secondo Francesco Saverio Nitti andavano ripartiti però in maniera netta. Bisognerà a suo tempo, ad educazione della nazione, dire la verità. E questa è che forse gli 8 decimi delle responsabilità sono nazionali e sotto l'effetto della mancata educazione civile del popolo. Poi 1 decimo si può lasciare al comando e 1 decimo, ma 1 decimo solo, ai disfattisti. Nei giorni, quelli sono i giorni anche in cui c'è un dibattito parlamentare, lo salto ovviamente per motivi di tempo. È noto il giudizio di Prezzolini che riporta le sensazioni ovviamente di altri esponenti che vivono la rotta da lontano. Riporta ad esempio in quei giorni le sensazioni di Giovanni Amendola. La catastrofe di Caporetto non è un vero peggioramento, ma la rivelazione di come stavano veramente le cose. Se esso conducesse a un serio lavoro di rieducazione e formazione nazionale, facendosi aiutare dagli stranieri, non sarebbe stata una cattiva cosa. Per far ciò qualunque mezzo sarebbe buono, anche una consorteria del tipo vecchia destra storica o una società segreta come la massoneria. Chi riuscirà a togliere l'analfabetismo e a dare giustizia e verità alla classe popolare in questi giorni? Il carteggio con Ardengo Soffici, anche questo è un carteggio noto fra Prezzolini e Soffici. Da questo carteggio, da questo scambio epistolare emergono quelle che sono le secolari baccature dell'italiano. Prezzolini scrive a Soffici: si dà la colpa a questo o a quell'altro individuo perché semina dottrine disfattiste, ma il grave è che non ci sono stati individui che seminassero tali germi. Il grave è che i germi trovassero un terreno idoneo. I disfattisti c'erano al fronte come nel paese. Vado alla fine, volevo concludere però questo intervento. Potrei citare ancora Gaetano Salvemini, Luigi Einaudi. Luigi Einaudi scrive un editoriale sul Corriere della Sera, sempre nel novembre del 1917, in cui lo chiede anche a se stesso, se davvero è stato fatto tutto dalla scuola italiana, quindi una cosa che ci mancava nelle colpe, diciamo, tra i colpevoli di Caporetto. Einaudi individua proprio la scuola, se gli educatori della gioventù italiana hanno fatto tutto quello che era possibile fare per non mancare al nostro dovere. E volevo chiudere però con Giustino Fortunato. Giustino Fortunato che nei giorni di Caporetto scrive, continua a scrivere, ecco, uno degli elementi importanti. Caporetto si scrive in mancanza senza sapere esattamente quello che è avvenuto, e quindi nei giorni immediatamente successivi, parliamo di 2 o 3 settimane, molti di questi ragionamenti sono frutto di mezza verità, di verità parziali. Ecco, Giustino Fortunato scrive come fosse umanamente impossibile darci conto dell'accaduto e sospendere la nostra parola di imprecazione contro chi era e rimane il responsabile di tutto ciò. Di una sconfitta che per me rimane unica nella storia. Il riferimento ovviamente è a Cadorna, lui non era mai stato cadorniano. Per Fortunato, nei mesi successivi, Caporetto sarebbe rimasta una ferita lacerante, una vergogna senza pari nella umana storia di un paese fradicio. Attribuiva la colpa non solo a Cadorna, ma anche alle pecche di tutta la classe dirigente che aveva investito sul contadiname meridionale. Ecco, contadiname meridionale, questo concetto in bocca a Giustino Fortunato fa pensare ovviamente molte cose. E quel contadiname che non aveva voluto e sentito la guerra, che non aveva rappresentato l'ossatura dell'esercito, ma ovviamente i disastri hanno anche altri padri, i socialisti, gli anarchici, i cattolici, le masse dell'Italia centro-settentrionale, non solo quelle dell'Italia meridionale.
e conclude nel marzo del 1918, quando ormai le responsabilità su Caporetto sono state in qualche modo dipanate e alcune riflessioni si sono sedimentate, scrivendo: non specialmente le masse meridionali, ma particolarmente quelle della media e alta Italia e in genere tutto quanto il popolo italiano, letterato e illetterato, bisognerà che una nuova generazione dirigente, superstite e speriamo ammaestrata dell'immane conflitto, rifaccia da capo, liberandolo soprattutto dalla presunzione di dover noi italiani rivedere le bozze della creazione. Presunzione, frutto della infinita ignoranza nostra e altrui, che ci ha portati all'orlo dell'abisso. Ecco, per Giustino Fortunato questi forse sono propositi per la nuova Italia che sarebbe venuta. Ovviamente sarebbe venuta un'Italia molto diversa da quella immaginata e sperata da Giustino Fortunato. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie anche per questa relazione. Leggeremo poi negli atti quelle cartelle che il tempo ti ha impedito di dire. Il tempo è pochissimo, forse c'è spazio per una domanda rapidissima, se qualcuno ha una domanda rapidissima, se no possiamo rimandarla ai prossimi lavori, visto che la nostra seduta pomeridiana non è ancora conclusa, perché ci spostiamo, come sapete, come abbiamo già detto, a Palazzo Franchetti per un caffè e poi per le proiezioni curate dal socio Brunetta. Grazie intanto, grazie soprattutto a voi per il vostro lavoro.